Grande afflusso oggi 25 gennaio 2019 alla Fiera di Cagliari per il secondo giorno di Sardinia Job Day. Tanti giovani senza occupazione e con tante speranze hanno affollato piazzale e stand della fiera, adibiti a ricevere e dare informazioni a chi ricerca un lavoro. Quest'anno l'obiettivo è quello di insegnare a cercare un lavoro in tutti i campi produttivi e l'innovazione digitale con un'area espositiva dedicata all'argomento dei 125 workshop in programma. Tanti i convegni previsti nelle 2 giornate con incontri importanti al Palacongressi. Gettonato il capannone dedicato agli stand di Esercito, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Croce Rossa, con la presenza anche del Cagliari Calcio. In questo grande centro per l'impiego, oltre 300 aziende accreditate sentiranno i 12.000 candidati ammessi ai colloqui su 58.000 richieste. Secondo l'organizzazione i posti in pari dovrebbero essere però circa 5.200, con 6.800 giovani che dopo i colloqui ancora una volta non troveranno una occupazione. Nel padiglione dei colloqui ermeticamente chiuso ai visitatori erano ammessi solo coloro che erano stati scelti. Un contatto importante per molti, che potrebbe significare il primo lavoro, anche se probabilmente a tempo determinato. Insomma, 2 giorni di speranze per tanti giovani. Questo momento di incontro tra cittadini e imprese sarà importante solo con il bilancio positivo delle reali assunzioni di chi lavoro non ce l'ha, considerato anche che il contatto con le imprese e i tanti seminari potrebbero rappresentare solo delle gocce di speranza nel mondo della grande disoccupazione giovanile nell'isola.